Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo degli oggetti che ristagnano in casa e che alcune volte condizionano non poco il nostro vivere quotidiano, il nostro ristagno energetico. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Galla del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che i migliori iscritti nel pianeta Face ce l'ha il The Galla Marietto Veneziano, i propri gruppi, nel gruppo dei magici acerbi e trollini in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il De Galla, Marietto Veneziano, Tucquadivati e Milas tengono un percorso esoterico. Se volete lasciare un commento sotto la descrizione, il vostro Marietto contento, anche un bel super like non è male. E poi vi ricordo che per collegarsi ai nostri gruppi i link sono sotto nella descrizione. Bene, partiamo un po' a parlare di queste situazioni in cui noi ci troviamo alcune volte nella nostra vita e ristagnano gruppi di come si suol dire, matasse energetiche, no? Vediamo nella nostra vita un copia e incolla che non finisce più, praticamente ogni giorno rifacciamo le stesse cose. Bisogna anche dire che la maggior parte delle persone fa questa cosa qui, praticamente vive come un orologio, alla fine vivrà praticamente, come dice Osho, un giorno nella vita, è un protrarsi di un copia e incolla. Però alcune volte si possono uscire da questi schemi mentali anche cambiando piccole disposizioni di oggetti in casa, proprio perché, come ho spiegato in altre pillole, le case, gli oggetti hanno delle proprie memorie, quindi se si entra in affitto anche già in una casa con delle memorie negative, figuriamoci se lasciamo sempre gli stessi oggetti. Ad esempio in cucina, dove c'è l'abbondanza, dovremo in un certo senso cercare sempre di motivare gli oggetti, di cambiare posizione, anche di rinnovarli, ma è lo stesso nello studio, così che ci dia nuove possibilità di lavoro, nuovi stimoli, nuovi sviluppi. Lo stesso nel salotto dove ci si riposa, cioè dobbiamo sistematicamente ogni tanto o rinforzare con dei circuiti radionici, dove il vostro Marietto nel sito capitano.altruista.org ne ha messi in abbondanza tutti gratuiti, dove si possono scaricare e attivarli, oppure anche togliere e cambiare e rinnovare, ad esempio alcune volte certi oggetti che sono o in cucina o in camera da letto, soprattutto in camera da letto a livello sentimentale. Se noi vediamo che una situazione stagna, è, come si dice, orribile, allora dobbiamo incominciare già nelle piccole cose a livello energetico che ci stanno vicino, che ci ambiscono tutti i giorni, di scambiare questo schema ripetitivo del copia e incolla. Quindi si parte da piccoli oggetti, si possono rinnovare, buttare via le cose che ci sembrano ristagnanti e comprarne di nuove, proprio per dare un nuovo slancio, nuova linfa a queste memorie energetiche che praticamente rallentano il nostro sviluppo quotidiano. Questi sono piccoli accorgimenti che uno può incominciare a prendere, a sviluppare o incominciare a sentire e poi farseli propri. Certo, non è che domani, dopo che avete sentito questa micropillola, incominciate a smontare la casa, ma si può iniziare ad esempio per l'abbondanza della cucina, per il livello sentimentale dalla propria, come si suol dire, stanza da letto, si può cominciare a non usare più stessi piumoni, insomma fare piccoli accorgimenti che vi diano quella, come si dice, quella scintilla di rinnovare questi campi energetici che sono stagnanti, così da uscire da questo copia e incolla. Oppure anche comprare un buon libro, seguire le pillole del Marietto Veneziano di Tegata, che non è una brutta idea, così da in un certo senso dare quel tocco in più che potrebbe togliere queste matasse energetiche che vi fanno fare praticamente ogni giorno la stessa identica cosa, così che molte persone arrivano a 60 anni, a parte i problemi che si sono caricati karmici che dovevano fare, hanno anche avuto una vita copia e incolla come un orologio, no? E questi piccoli spunti, che non è che deve essere un dogma papale, però adagio adagio magari cambiare qualcosina anche a disposizione dei mobili, se non si possono comprare mobili nuovi, delle lenzuola, il colore delle lenzuola o dei muri delle pareti, insomma fare piccole cose che smuovono quelle energie. Certamente se trovate che la vostra vita è piatta, se la vostra vita è un fulmine in fuoco di artificio, chiaramente non siete sulla strada giusta ed è inutile che facciate queste piccole modifiche vibrazionali, perché ricordiamoci sempre, gli oggetti e
le varie infrastrutture che ci sono in una casa hanno delle memorie che poi influiscono o positivamente o negativamente sul corpo eterico delle persone che ci vivono. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Maledetto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Gara Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, alle 20:30 ogni lunedì sera il The Gara Maledetto Veneziano coadiuvati Miles tengono un percorso esoterico. I link li trovate qui sotto nella descrizione. Vi ricordo anche che se mi contattate in PVT è solo per consulenze professionali. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.